Siamo con Gianfranco Bardelle alla presentazione del trofeo Luxardo, anche quest'anno presente naturalmente a questa manifestazione. Ma credo che bisogna essere presenti a una manifestazione che ha 61 anni di storia, è la più antica del mondo, io lo conosco da tanti anni e ho visto che è sempre cresciuta anche come partecipazione. 200 atleti di 40 nazioni non è da poco, e averli ospiti in una grande competizione a Padova e nel Veneto è un momento di orgoglio. È l'unica manifestazione che avviene in Italia di sciabola e poi è bello vedere la partecipazione di tantissimi spettatori, gli spalti pieni. Di solito la scherma viene fatta nelle palestre, viene fatta per pochi intimi, invece a Padova è nel cuore dei padovani. Quindi un invito a vedere a partecipare a questa bellissima manifestazione e a sapere che lo sport ha un grande richiamo e la sciabola, disciplina sportiva che ci dà tante soddisfazioni, richiama giovani ragazzi e ragazze a divertirsi e stare assieme e qualcuno andare magari alle Olimpiadi. Quindi una vera festa, insomma, una partecipazione della città di Padova e di tutto il Veneto. Sì, questo è molto importante e dobbiamo rivalutare sempre con la più attenzione a queste manifestazioni che hanno dietro tanti volontari che lavorano, che si impegnano, ma che poi portano anche all'attenzione nel mondo, perché vedere in 40 nazioni questa manifestazione vuol dire conoscere Padova, le sue bellezze e l'ospitalità dei padovani. Quindi io è un invito, voglio ringraziare le istituzioni che hanno dato la possibilità di organizzarli, ma voglio invitare i padovani a fare la massima attenzione allo sport, che è un veicolo di immagine enorme. Grazie mille per il Grazie a voi, grazie.